Oh, eccoci qua, bella raga, tutte del Comendone veneziano, vai di diretta comendiana, quando uno è rincoglionito, però ho fatto il primo live, la prima diretta ero come si dice, l'avevo messo privato, grande Cume, il Cume colpisce ancora con le sue cagate. Che due maroni, perché devo fare queste stronzate? Cioè, veramente, a volte mi chiedo, ma perché il Cume fa queste stronzate? Chi lo sa? Vabbè, qua vediamo se arriva qualcuno. Ok, c'è già gente. Adesso vi saluto ragazzi, un attimo che devo sistemare una cosa. Siamo qua in sala d'attesa per fare qualche gara online insieme e aspettare Sottile che metto che sulle 10 fa un salto per un saluto, quindi ce lo godiamo. Però un attimo solo ragazzi, se non saluto nessuno è perché non sto guardando la chat. Chiedo perdono, chiedo venia. Ok, siamo in diretta o no? Vabbè, insomma, vaffanculo. Adesso arrivo, ragazzi, datemi un secondo perché prima ho messo la diretta e l'ho sparata in offline, cioè solo il come può inventarsi queste cose. Buono, andiamo in chat, andiamo a salutare questi stronzoni pazzi che sono già in 31, benissimo, eccoli qua, i pazzoidi. Uno più pazzo dell'altro perché per seguire il come veramente puoi solo essere un malato mentale, eccolo qua. Ragazzi c'è il ventilatore, se si sente tanto vediamo che fare. Chat. Eccoci qua ragazzi, allora adesso vi saluto, ciao Luigi, ciao Antonio, ciao Francesco, ciao Daniele, ciao Giulio, ciao Tutto Sport, ciao Urrigan, ciao Giulio Cesare, ciao Daniel, ciao Tutto Sport, Davide, Alberto, Marco Garofolin, Tratti di Matita, ciao Bello, ciao Daniel Andrew, ciao Max, ciao Giulio Cesare, ciao Antonio Grande, ciao Francesco, ciao Matt, ciao Vincenzo, ok, tratti. Ciao Poleman, ciao Mac, ciao MK, ciao Nicolas Valenzano, ciao RG Time, ciao Luigi, ciao Alessandro, ciao Miki, ciao Paolo, ciao Matti, Antonio Grande, Kevin, Shadow, Vittorio Sgarbi, Matt, Nico, Vittorio Sgarbi e Leo. Ok, ragazzi, se siete dato il ventilatore, io sto morendo, il computer che sta scaldando come un porco. Ho bisogno di capire quanto si sente il ventilatore. Ciao Buzz, ciao Vincenzo. Vabbè, adesso ragazzi vediamo come fare un po' anche la... Io non ho mai fatto gare online dove le ho create io, diciamo. Dove stai giocando su PlayStation 4, ragazzi. Ciao Luke. Grande Giulio Cesare. Ciao, ciao Pitbull. Ragazzi, si sente il ventilatore da problemi? Non si sente il ventilatore. La Padula del Milan, buono, ma sono comprati 100 giocatori. Ha poco senso. Ora cambio. Libero. Giri. Cominciamo con 5. Qualifica sì. Seleziona il circuito casuale. Difficoltà realistica. Possiamo giocare insieme, è chiaro questo? È chiaro che si può giocare, ragazzi. Ok, non si sente, grazie. Collisioni sì, danni pesanti, consumo gomme. Ma questo ce lo togliamo dei coglioni, non lo voglio consumo gomme. Partita privata. Vediamo che io adesso da qua, vediamo quanta gente mi arriva. Partita privata. Ora password mettiamo Sara Pompa, ok. Sara Pompa, perfetto. Vediamo chi viene. Comunque però non è rewind, lo so, ma tanto io non li uso mai rewind. Quindi me ne frega un cazzo. Adesso vediamo se invita amici. Vediamo se... Ciao, ciao, ciao Alessio, ciao. Bisogna capire. Qua, Andri. Perché qualcuno metto che veniva. Ciao ragazzi. Vediamo chi viene intanto. La password è Sara Pompa tutto attaccato in piccolo. Qua invito anche un po' di gente che metto che teoricamente non invitiamo, la cazzo. Quelli che giocano a Valentino, anche se non mi conoscono, fotte sega. Non invitiamo e fotte sega, fotte sega. Però se non sanno la password sono un po' cazzi. Valentino. Madonna, sto invitando gente anche. Ok, chi viene intanto è Sara Pompa. Mister Ale,
Ma qua chissà se tutti quanti sono del canale, cazzo. Vabbè, proviamo un po' a caso. Dopo vediamo. Comunque sarà pompa la password. Mettiamo questi intanto, conferma. Allora, password. Fra. Quando viene su tilt teoricamente alle 10. Allora, password. Sara. Pompa. Ok, perfetto. Molto bene. Invia invito. Ok, Sara pompa. Perfetto. Ma qualcuno c'è già allora? Allora, aiuti moto, vediamo cosa. Ora pro, freno automatico, buon perfetto, semi automatico, non dare nessuno, incarina ciao. Opzioni. Ok. Password sottile. Ciao ragazzi. Con sottile sarà dura. Sì ragazzi, sarà dura sì. Siamo in 6. Oh, madonna, quanta gente che sta arrivando. Benissimo. Ecco, se qualcuno vuole entrare e non ce la fa perché non c'è spazio, e dopo in caso togliamo qualcuno e facciamo un po' a turno. Ce la spariamo un po' a turno. Ciao Fry Horror. Grande la password, me la godo. Ha ricevuto una richiesta. Aspetta un attimo che allora... Cosa sto combinando? La richiesta amico. Allora, vai. Perfetto. Invita amici, vediamo se c'è qualcun altro che non ho invitato. Allora, Mister Ale. Aspetta, allora, Mister Ale. Vinci. Ok, allora quanti siamo ragazzi? Ciao Manu Pelle. Ciao Fra. Allora, ecco chi manca... Comunque entrate anche voi se potete, la password sarà pompa tutto attaccato, perché qua mi sto un po' perdendo perché sono abituato a giocare su Steam ragazzi. Cecco. Anche il buon Cecco, aspetta un attimo. Me lo godo Cecco. Vale, allora, aspetta un attimo. Io e le mie pazzie di fare ste robe, non capisco un cazzo sul Play Network, viva Steam da questo punto di vista. Questo c'è. Ma ci sono tutti allora. Sei dell'88, sì. Ciao Riccardo Bellei. Ciao World Trade. Come faccio a venire? Basta vedere una foto di Sara e puoi venire tranquillamente, vecchio. No, è bene se entrate voi ragazzi. Un saluto come ciao Daniele Fraccaro. Ciao Giacomo Negroni. Sempre a canone sempre. Partono le scuole. Ciao Roby. Sì, ma qua mi spaccate il culo, c'è gente fortissima ragazzi, io avverto. Quanti possono entrare intanto? 10 su 12, ne mancano 2. Mancano 2. Però Vinci, per esempio, non c'è. Ma dove cazzo è Vinci? Ciao Micro. Qua mi sono perso qualcuno probabilmente. Cioè, chi manca? Bisogna un attimo di tranquillità. Chi manca ad entrare? Come fai un party? E dopo in caso facciamo anche un party. Però devo un attimo capire perché non è semplice per un abituato a giocare su PC, è un po' un casino. Mi saluto, ciao Daniel Rascella. Giochiamo con Negroni, non ha problemi a venire. Oddio. Io non vorrei lasciare qualcuno appiedato. Aspetta, cerca. Mi ricordo che c'era sto Vinci. Un Vinci che voleva entrare assolutamente. Mi sembra di aver capito. Vorrei sparare vabbè, ma 3000 persone, vaffanculo allora. No, vabbè, ora sto sparando cagate. È piena la sala d'attesa. Ciao Antonio Di Giacomo. Ne manca uno, ragazzi. Ne manca uno e partiamo, Vabbè, raga, io comunque ho dimostrato, insomma, che sta andando veramente alla grande in carriera, Sono molto soddisfatto. Poi, ragazzi, online è un altro discorso, però sono molto fiero perché non sono mai partito così bene, cavolo. Ciao, Supernova Mizzetto. No. Siamo partiti, perché non lo so, ma siamo partiti. Dai, una che mi piace, no? Fino a Aragon, ti prego. Catalogna, che culo di merda, dai che teoricamente siamo favoriti qua. Ciao Luigi, Mastro 5. Manca la Eli, sì. Allora, mettiamo sereno e fotte sega.
Cazzo che culo, dobbiamo vincere, fioi. Allora, chi è forte, avverto già di non essere troppo forte, ecco, magari, grazie. Seleziona moto. Io mi sparo... No, mi sparo la... Partiamo con la Yamaha. Con la Yamaha. E dopo ti aggiungo Jack Dedino. Anzi, ti aggiungo adesso, tanto chi se ne fotte. Tanto vince il cume. Allora, aspetta un attimo, che cazzo devo andare amici. Richiesti amico. Tanto qua sta partendo la gara, probabilmente non lo so. Vai. Vai. Ok. Ok, Catalogna, ragazzi, è un colpo di culo, una gara favorevole, però c'è gente forte. Ecco, la gente forte deve andare piano. Ecco, questa è la mia cosa. Solo la qualifica seriamente, poi ti aspetto. Ciao, Allo su skill, grande fra. Bisogna capire che gente c'è in gara, perché se c'è gente media, bene, ma se c'è gente forte, so cazzi. Sono lui e il ventilatore nella stanza. Si può ancora entrare dalla prossima gara, adesso fai con calma, intanto è già un miracolo che siamo in 12, vi ringrazio tanto. Quanti siamo intanto? Quanti siamo, scusa? 175. Oh madonna, mi fa un po' paura sta cosa. Siamo già in 170, eravamo anche in 200 arrivati forse, ma non mi ricordo. Come riprenderei Project Car? Non lo so, ho comprato assetto corso a 19 euro, forse partiamo con quello. Scendi in pista. Vai. Vai. Ciao Dallas99, adesso però siamo in gara. E questi? E questi? Cazzo, sono abituato con la Moto 3, fio, vabbè. Sì, ma c'è troppa bagarre però, fioi. Cazzo, mi è capitata a Catalogna, una gara molto favorevole, però sta gente qua, vede che c'è già... Eccoli qua, va, eccoli qua, i nostri cumendiani. Adesso ragazzi non posso leggere i messaggi, divertiamoci a capire come andrà a finire sta prima gara online insieme a... nasce la prestazione, ragazzi. Era meglio mettere la Moto 3, però sono più abituato con le MotoGP. Vai, diletta, fio. Diletta come indiana, vabbè. Come volete voi, ragazzi. Già si va a cannone. E già si va a cannone. E già si va a cannone. Ma puttana merda. Vabbè, calma, dai, calma. Questo è un primo giro così. Leggiamo un po' i messaggi intanto. È vero, stasera... Come mi saluti? Ciao Giuseppe. Come non c'è l'audio del gioco? Non lo sentite, ragazzi? Aspetta, ma porca puttana, aspetta un attimo. Allora, opzioni. Opzioni audio. Allora, cazzo c'è però. Effetti menu. Come ciao Gabriele Nisti. Ah, sì che c'è, va porca puttana. Andiamo allora, scendi in pista. Devo concentrarmi proprio, se no... Boh. Ecco, vogliamo il pompinazzo. Ma quanto è difficile, ragazzi, fare una diretta su sto gioco. Perché la voglia di leggere i messaggi è più grande di giocare, cazzo. Adesso vediamo un po' i tempi qua di sti pazzi, perché c'è gente, ragazzi, che fa tipo 8 secondi più veloce di quando faccio le prestazioni migliori, cioè. C'è gente veramente malata su questo gioco, ragazzi. Gente che si droga, usa l'androlone, ma non al computer, ragazzi, che è stracaldo. L'ho dovuto togliere anche, l'ho messo tipo al massimo del fresco, ma è comunque caldo. Ciao, allo skill. Adesso devo concentrarmi però, ragazzi, sto cazzo... Mister Ale, già pole position per il porco di Ale. Sono tutti un po' porchi, ragazzi, eh. Vabbè, fiori qua. Fiori, o leggo o gioco. Non so cosa fare. Ma io, ragazzi, chiaramente cioè, sono, diciamo, quello che ospita la diretta, quindi la diletta, quindi non posso far bene, ragazzi, non si può. 1,36 per Leos, tutti un po' porchi, signori, su questo gioco. Vediamo un po'. È un po' diverso contro la gente che si spola, c'è gente mostruosa comunque. Ecco, non posso salutarvi, ragazzi, sto guardando con la cura dell'occhio, ma non posso. Qua c'è uno che mi sta inculando, molto bene. Merda. Vai, vai, passa, passa. Allora, tu, ti prego salutami e non Chris qualcosa. Ma porca puttana, ma perché non posso leggere? Non c'è una chat mentre gioco, cazzo. Cioè, detto che...
Ecco, viene che... Michele 97. Ciao Michele. Mamma mia, sarà da ridere. Ah, che bravi ragazzi, si spostano anche, molto bene. Sto facendo un giro di merda, però ok, insomma. Mamma mia ragazzi, sto girando peggio di un dromedario in calore. Vabbè. Cerchiamo di... Concentration, please, dai. Sutil forse arriva alle 10 mi ha detto. Tocca arrivare 4 secondi, vabbè, calma. Vabbè, era vaffanculo, però vaffancuore. Niente, non si può, dai, le qualifiche le lascio a voi. Ciao. Allora, Sutil Cume, alle 10. Ma come si fa, Nick? Ciao Alberto Pellizza. Diletta un culo. Come salutami Giuseppe Montemarano. Premio podio tra limonata con Sara, pippotto di Sara, pompona di Sara. Ciao Michele. Ecco, qualcuno non bestemmiate ragazzi, dai. Come sei partito forse? Siamo partiti veramente bene. Sono tanto porco, sì. Vabbè, volete... torno in pista, dai. Torniamo in pista. Sì ragazzi, purtroppo ho 28 anni. Anche se però quando registro ne ho 15, scarsi anche. Ma veramente, cioè, ho un'ansia. Io questo gioco devo farlo solo solo normalmente, perché in diretta, scusatemi, mi fa troppa ansia, perché voglio fare bene, ma faccio cagate. E siamo a Catalogna, una gara che sapete, insomma, che è abbastanza favorevole. Dai, proviamo a fare un po'. E non devo pensare che ci siete voi che aspettate il mio commento rincoglionito. Ciao Samuele. Perché ragazzi voglio parlare con voi fondamentalmente. Però devo cambiare gioco se voglio parlare con voi. Mamma mia, mamma mia. Devo buttarli fuori tutti in gara ragazzi, questo è l'obiettivo. No, devo anche allenarmi perché se dopo affrontiamo Sutil, cioè mi spacca veramente le ossa, eh. Cioè mi spacca tutto e mi spacca. Mi sto concentrando, sto cercando di concentrarmi il più possibile. È che ho proprio il ventilatore che mi punta. Che mi tira fuori il ciuffotto. Sono appena tirato i capelli anche, perché dopo ho un appuntamento con Sara. Non incazzatevi se non rispondo, ma... Sto cercando di guidare. Madonna, 2 secondi. No, no, non ci siamo, non ci siamo. E poi non mi ricordo qual è il mio tempo qua in Catalogna. Guarda che lento che vado. Cume terrorizzato, signori. Cume terrorizzato. Ciao Davide, ciao De Maz. È il bello della diletta proprio. Qualcuno è morto, attenzione un morto. No! Un morto, Feo. C'è un morto davanti a me. C'è neanche la prima fila, ma che... penso se mi beccavo Aragon. Male, molto male, molto male. Questa gente è troppo forte. Che cazzo le mie idee di fare le dirette? Ma che cazzo di idea è? Sì, ciao, Fio. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, che cesso. Mamma mia, un disastro amministrativo, ragazzi. Guarda questo c'è anche lag, però, perché sto qua va così. No, ho sbagliato. Penalità, vaffanculo, quello davanti. Catroia. Vabbè, sto giro è andato, ormai è finita. Insomma, qualifica di merda, vabbè. Va bene. Il primo settore era anche rosso, però, boh.
Cazzo, vaffanculo, che la penalità. Oddio, tutte ste richieste. Mushroom, chi sia questo? Boh. Vogliamo Giulia che passione. Giulia che passione modalità zoccola, però. Scodata pura. Qua c'è un porco, qua c'è. Infatti. Distratto dal porco. Vabbè. Vabbè, la qualifica è così. Guarda questo, cosa mi fa? Ma Dio buono. Guarda questo. Che centauri maledetti, ma no. Ma no. Ciao El Novi. Ah, Dio mio. Adesso ammazzo tutti, fie. Eccola qua. Ok, mi saluti. Ciao, Cast e Chris. Portare per il titolo, ma io sono molto sfiduciato, sinceramente. Che ne pensi? Sì, vabbè, lasciamo perdere. 8 secondi di ritardo, madonna, me lo godo proprio. Eccoci qua, stiamo questo che è meglio. Comunque il TCS è alto, va bene, è proprio un disastro, ragazzi. Quanto? 4 secondi. Non siamo neanche ultimi, perché qualcuno è buono. Molto bene. Ciao Federico. Ciao Ale is back. Cosa ne pensi della Ferrari? Sono molto deluso. Ciao Damn Style Alessio. Vabbè. Ragazzi, è un disastro, però cazzo siamo nella mia gara più... Cioè, strafavorevole, è la tensione, raga, la tensione. Comunque Endry 96-99, ti odio perché hai fatto 1.35-6. Ma Sutil, no, Sutil arriva alle 10, mi ha detto che manda un messaggio. Vediamo, insomma. Vediamo un po'. Ciao Fabio Crespi, ciao il vero Marcoz, ciao Antic, ciao Andrea Rubini. Il pronostico Italia-Spagna non voglio dire niente, ragazzi, perché per scaramanzia. No, non voglio Hamilton, voglio... Non lo so, però non Hamilton non... Per carità, se viene piuttosto di Raikkonen vada meglio anche forse Mazzacane e Minardi. Io purtroppo non ho mai supportato Raikkonen. Però... Mi piacerebbe... un giovane italiano, cazzo, porca miseria. Quando arriva su Til per le 10, teoricamente. Pronti a farla bagarre, sì. Correndo in F1, ciao Paolo. Ciao Paolo Ambrosi, me lo godo Ambrosi. Me lo godo proprio, uccidi qualcuno. Vabbè. Allora ragazzi, facciamo a sto punto gara. Vabbè, ammazzo qualcuno a sto punto. Vabbè, allora, obiettivo ammazzare qualcuno. Vediamo chi becco. Io li voglio fisichella, grande fisico. Ciao Gianluca Bustreo. Beh, la gusto della Padula non è male. Sì, lo so, però sono tutti piloti moderni, anche Vettel. Sempre il Bibitaro per me, è tutto un pilota moderno. Non hanno quel cuore dei piloti di una volta, dei Schumi, degli Hakkinen, dei Senna, dei Prost. Cioè, sono tutti piloti robot. Non c'è quella passione che voglio. Mi saluti, ciao allo skill, ti ho salutato tante volte. Sento odore di Kumenducci. Chi vince l'Europeo secondo me, io ho pronosticato già da 3 mesi fa la Francia per il culo, perché gioca in casa, statisticamente la Francia in casa vince quasi sempre, perché ruba come al solito. Quindi ciao Andrea Scarramuzzi, ciao Toro Mannaro, magari Verstappen. Vabbè, ciao Paolo Pettinari, me lo godo il Petti. Vabbè, ragazzi qua si parte, ciao Domenico Caliandro, ciao Matteo Salerno, quanti siamo? 2,24, cazzo. Buono. Il potere della baguette. Fumati la camomilla. Ha ricevuto, adesso dopo accettiamo tutte le richieste. Vai raga, obiettivo ammazzare qualcuno. Vai che si parte. Modalità Maldonado on. La Maldonado on. Allora, vediamo chi becco. Devo beccarne uno almeno, cazzo. Eccolo qua! È morto anche lui però o no? Ma no. Ah sì, è morto anche lui, perfetto.
Oddio, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E adesso godo, e si gode. E si gode, ragazzi. La Maldonado, però non devono scappare via subito, sti stronzoni. Vai, vai, bagar, bagar. Guarda, questo è morto, un morto in campo, signori, morto in pista. Un morto in pista e si gode. Guarda, 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 questi qua o fanno apposta o sono i decresi. Eccolo qua, Bobbergs, ciao Bobbergs. Oddio, per ammazzare Bobbergs vado fuori io. Un altro morto, signori. No, questo è un pazzo, signori, questo è entrato proprio a cannone. Guarda questo. Però qualcuno vuole vincere, lo vedi che qualcuno sta scappando via. Mamma mia, mi sto gasando, fiori. Prova l'internazzo puro. Un internazzo che dopo diventa un esternazzo della minchia. E il Bobby mi passa, fiori. Sfida quel Bobby. No, qua la perdo, qua la perdo. Cazzo, devo beccarlo, devo riuscire a speronarlo in qualche modo. Devo beccarlo in rettilineo, è l'unica chance che ho. Mamma mia, cioè i primi ragazzi sono andati abbastanza via. C'è abbastanza gente, però. Ma aspettateci, cazzo. Ragazzi, hashtag aspettate il cume e tutti gli altri. Ciao Sharon. Aspettateci. Aspettate il cume e tutti gli altri che ci divertiamo di più. Ecco. Madonna, sto guardando veramente di merda. Sì, 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 cazzo. E uno l'ho ucciso, e godo. Ecco. Oddio. Aspettate il cume, cazzo. Devo dire che la modalità multigiocatore è un po' una merda. Nel senso, troppo forti, troppo forti. Questo mi vuole ammazzare, ma sono io il re. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi, bravi. Quanto me li godo. Quanto me li godo questi comendiani pazzi. No, questo vola. Ma qua ragazzi c'è qualcuno che vola. C'è qualcuno che vola. Dai, cazzo, dai. Ci divertiamo di più così. Niente, questi non li ho uccisi. Luca Zaccaro mi scrive qualcosa. Ok. Ah, niente, non ce l'ho fatta. Volevo colpirlo di sponda, ma niente. Ho perso anche posizioni così. Catroia. Ma peccato, peccato. Sta prendendo posizione a manetta. Niente, non riusciamo a beccarle, cazzo. Non riusciamo proprio a beccarle. Niente, non ci siamo. Qualcuno l'abbiamo ammazzato, ma non troppi. Ciao ragazzi, non riesco a salutarvi. Merda, non va, non va, non va. No, qua proprio non ci siamo. Cazzo, penalità incredibile anche, penalità mostruosa. Aspettate il cume. Ragazzi, dobbiamo fare la bagarre, dobbiamo fare. La bagarotto dobbiamo fare. Che spoccio. Devo dire che l'offline è un po' diverso dall'online, di poco. Cazzo, anche la pista mi sembra diversa online, Dio Cristo. Certo che sto gioco farlo così è un po' più... Cioè, ci divertiamo a sbrega, perché ci divertiamo. Però è anche vero che... È anche vero che è impossibile da non concentrati a giocare a sto gioco, eh. Cioè, almeno per uno che non è un pro, è veramente dura. Eccola qua la caduta, eccola qua. No, ci salviamo. Ragazzi, aspettate il cume. Eccola qua. Allora, ragazzi, dovete fermarvi qua. Niente, fiori, non ci siamo. C'è neanche a Catalogna, eh. C'è gara strafavorevole. Molto bene. Sono molto rassicurato da questo. Sento proprio tranquillo. Ragazzi, hashtag aspettate il cume, è l'unico modo per ammazzare la gente. Allora. Buono. Questo deve morire. Yes. No, come? No, vabbè, ragazzi, ma sti qua si è salvato non so come. Cioè, non lo so. Cioè, maledetto Fra. Niente, non siamo riusciti a beccarlo, porca mignotta.
Ma puttana miseria. Mamma mia, raga, sono sconvolto. Questo è mio... Ah, no, l'ho preso... Me ne sono accorto troppo tardi, cazzo, me ne sono accorto troppo tardi. Puttana miseria. Guarda Fra, ragazzi. Fra è proprio uno dei più pazzi della storia, cazzo. Eccolo qua. Una bella occasione qua. Niente. No, vado fuori io. Ma guarda, eccolo qua. Toc! È morto. Ma puttana. Non si può andare in senso inverso, no? Ok, qua abbiamo due porcelloni da eliminare. Oh, vado troppo veloce o troppo piano? Ma Cristo santo. È morto? Dimmi che è morto. Forse sì. Forse siamo riusciti a ammazzarlo. Ok. Niente, ma non un disastro. No, ma adesso devo un attimo parlare con tutti, però, perché... Cioè, dobbiamo cazzeggiare, fioi. Cioè, non dobbiamo fare una roba da pro, se no... Per l'obiettivo è chi riesce a portare la moto... A distruggere la moto per primo. Eccolo qua, un altro pazzo che... Molto, molto bene, molto bene. Questo va lento, però questo qua nel mirino lapso qualcosa. Ok. Adesso devo rispondere a tante richieste. Final lap, fioi. Ma quanto lag però, cazzo. Niente, non ce la faccio. Non è facile neanche speronarli, cazzo. Neanche speronarli non è facile. Niente, neanche questo. Ma puttana miseria. Adesso ne ho 4, almeno uno lo devo beccare, cazzo. Niente. Ah, ma ammazzo io. Ma puttana troppo. Oddio, non ci credo. Oddio, non ci credo. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Qua la gente va per campi. Evviva. Dai, cazzo, come applicati. È morto, signori, e ce la fa, cazzo. No, qua andiamo per campi ancora. Cazzo, che penalità di 1 minuto. Questo non muore. Niente. Niente, non ce la facciamo. Quello là dove cazzo va? No, Fio, mi sto fisciando addosso. Oddio. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no, Festo, non ce la faccio. Perché queste dirette mi stanno tirando su di morale, cazzo. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che bello. Però nelle gare con sul c'è anche il computer, dai. Almeno secondi arriviamo, teoricamente. Almeno secondi arriviamo. E finisce qua, una gara meravigliosa. Sublime. Out. Out. Oddio mio. Più massacri dell'Is. Ciao Castro e Chris. Ragazzi, non ce la faccio più. Ma non ho preso neanche punti, ma no. Ma niente. Nessun punto. Più massacri dell'ISIS. Oddio. Beh, siamo primi però qua intanto. Rispetto, sì. Allora. Qua è tutto bloccato, chiaramente. Niente, allora la prima gara è andata bene, vorrei dire. Non ho neanche visto chi ha vinto, cazzo. Complimenti a chi ha vinto, forse Big Rug, non lo so chi cazzo ha vinto. Mi saluti, ciao Toro Mannaro. Ciao Summer Arshad. Ciao Paolo Ambrosi, Mattia Ambrosi, ciao Mattia Ambrosi. Sutil, vediamo se è fatto un messaggio da parte di Sutil. Ancora no.
No, cazzo, si comincia subito a cannone, però, cazzo. Aspetta. Allora, un po' di amicizie, notifiche. Allora. Non ho troppe richieste, non capisco più un cazzo, fioi. Ciao Francesco Cirillo. Ha vinto grande Big Rug. Me lo godo. Ragazzi, ricordo sempre di andare su Telegram, Comenda Veneziano, mi trovate per così sapete tutto sulle dirette. Instagram Comenda_Veneziano e YouPorn, che sono anche là. Ok. Ciao Andrea Genova. Metti l'opzione disattiva cadute, ma non esiste l'opzione disattiva cadute. Poi è la cosa più bella del gioco, cazzo. Selezione moto. Andiamo. No, con la Ducati, non hanno Ducati. No, cazzo, non ho più tempo. Vaffanculo. Ciao Christopher Matteucci. Ai ai ai. Che pensi di Cleveland? Sono molto contento per King James. Come mi saluti please? Ciao Forza Juve. No, facciamo motegi ragazzi, siamo motegi e si gode. Sainz o Verstappen, tutti e due mi piacciono. Ciao Francesco Rizzo d'Angelo, ragazzi, questo è un nobile ragazzi, Francesco Rizzo d'Angelo è un nobile. Quindi rispetto per lui. Ah, Antonio Grande, dopo nella prossima gara, come facciamo, cazzo? Questo è un bel problema, porca puttana. Titiro sta trombando probabilmente. Ok, ciao Alessio Andreatti, ciao Andrea Pulvirenti, ciao Fabrizio, ciao Francesco Alberti, ciao Matteo Marchello, ma tutti i bastoni, neanche una figa, oh. No, non sono un nobile. Scherzo, vecchio mio. Ciao Matteo Salerno. Che ne pensi? Ok, ci siamo. Siamo con la Suzuki, fiori. Mamma, cosa è successo, ragazzi? Mamma mia, che cazzo è successo? Però ma rimettiamo il TCS, però. Non è servito a un cazzo, però magari lo mettiamo in. Online. Cazzo, Motesi mi sta anche sui maroni, vabbè. Però in realtà Catalogna era favorevole, quindi. Ok, mettiamo completo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un attimo più positivo, cazzo. Eccolo qua, già fuori. No, ma fece, no, ma c'è allora qualche problema io però online. O laggo, non lo so, perché guarda che roba. Cioè, non capisco. Non capisco sinceramente. O sono proprio come si dice, talmente che sto pensando ad altro e faccio cagare. Riusciamo a fare un buon giro anche online? Cioè, no, perché io dovrei fare delle serie, Cioè, se no veramente qua mi ritiro e gioco solo offline. Dai, cazzo. E come ti voglio in pole. Se non l'ho fatto in Catalogna, chissà se la posso fare qua a Motegi, che è una gara che non è neanche più favorevole. Sta Suzuki mi gasa. Se tutti vanno piano, magari posso anche portarla a casa una pole position. Ma fa... No, perché però va... No, non capisco però. Sembra quasi diverso online. Non capisco. O veramente sono subito con la Moto 3, non capisco. Non comprendo questa storia. Sono anche un po' preoccupato, devo dire, perché magari non avere problemi di latenza, magari le risposte nei comandi sono più lente, non lo so. Ma sento la moto come più scattosa, cazzo. Panico. Panico come andiamo. Ecco, va, anche qua, perché va fuori? Mamma mia, raga. Speriamo sia solo il bello della diletta. Perché sennò sono cazzi. Guarda il coglionazzo. Boh. Disastro amministrativo, signori. Disastro amministrativo. Devo frenare tipo 2 ore. Ah, anche qua? Cioè, ragazzi, adesso io capisco tutto, ma non posso dare fuori a ogni curva. C'è qualcosa che non mi convince. Non capisco, sì, non so, forse può essere l'assetto, sì, non so chi me l'ha scritto, però ho letto che mi avete scritto. Ma... mi sembra... Ah, era qua, che... No! Ma...
Oddio, siete meravigliosi. Siete la cosa più bella dopo il Big Bang. E io cerco anche di impegnarmi, ma siete troppo fenomenali. Cioè, io vi ringrazio. Ma questo è un morto in pista. Bene. Sono quarto con 1,53. Sì, qua guardo la chat. Sì, vabbè. Ciao, Fe. Ciao. È impossibile giocare, Fe. Ragazzi, si cazzeggia e basta. È impensabile. Volevo fare anche la carriera in live. Sì, ciao. No, no, ma qua non c'entra il discorso della Moto 3, ragazzi. Qua c'entra che proprio la sento diverso. Cioè, sento diverso dall'offline. Non capisco il perché. Sento tutto diverso. Cioè, poi, comunque grandissimi, avete fatto una cosa stupenda. Bravi ragazzi. Sono queste le cose che voglio nelle mie dirette. Ah, che bel freschetto del ventilatore. Grazie, ventilatore, ti love. Però non ci siamo, guidiamo male, cioè... Sembriamo dei rincoglioniti in calore, sembriamo. Non va bene, Fe, non va bene. Qua c'è un porco. Ah, ecco. Mi butta anche fuori, non ho parole. Queste richieste, mamma mia, che questo mi sta... Mi sta tutto destabilizzando, ragazzi. Ma chi se ne fotte? Ma sì. NHL no, cioè nel senso, purtroppo sono quei giochi di nicchia. Certi vanno bene, ma altri no, purtroppo. E NHL mi dispiace, però è un gioco lunghissimo. Mi rendo conto che certi giochi che propongo sono veramente impossibili. Ne sono consapevole anch'io, raga. No, Fio, non ci credo. Ma porco... Ma no. Non riesco a fare un giro. Non riesco a fare un giro, raga. Ma che... No, ma non ci credo. Ecco, e vaffanculo. Oh, ne ho ammazzato anch'io uno, che cazzo. Ma scusa. Scusa, porca puttana. Bella. Ah, peccato, volevo colpirlo ancora. Catroia. Niente, peccato. Mamma. Mamma mia. Quanta ignoranza, signori. No, come sono morto. Non ci credo. Vai. Ancora, i signori si va. Mamma mia, signori. E non sono neanche ultimo, quello è bello. Cioè, queste qualifiche mi stanno gasando a cannone. Dai, non ci credo, si è salvato. Si è salvato sta minchiona. Non ci voglio credere. Come ti adoro. Ragazzi, vi sto regalando momenti incredibili. Ma questo è... Madonna, ma c'è gente malata però, Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Attenzione, attenzione, il Cume. Scatenato, fa la curva in impennata. Meglio MotoGP. Oddio. Signori, però sono un pro a buttare fuori la gente. Che ne pensi di Ricciardo? Un buon pilota, ma nulla di più secondo me. Beh, più 47 secondi me li godo. Guarda il Cume fiero. Sì. Guarda che roba. Ciao ragazzi, ciao. Dov'è la pista? Dov'è la pista? No, se la salvo solo un figo. E la salva, signori. E per poco moriva. È diventata una noia. No, non ce la faccio. Vabbè, dai, ste qualifiche sono andate un po' così. Morto. Live. No. Aspetta, vediamo se c'è sottile.
Vediamo se c'è Sutil. Ah, forse mi ha risposto. Attenzione, sentiamo un messaggio di Sutil su WhatsApp. Aspetta, si alza il volume, però sentiamo Sutil. Ciao Come, saluta anche gli altri che ci sono online. Fagli sentire questo messaggio. Purtroppo non potrò esserci perché vado alla fiera, dato che tra poco cioè tra poco finisce qui a Cremona, perché Cremona è povera e c'è la fiera soltanto. Aspetta, cazzo. È povera e c'è la fiera soltanto per fine giugno. Un bacione a tutti quanti, un bacione davvero a tutti quanti, siete grandi e soprattutto seguite sempre il Cume. Niente, purtroppo Sutil infatti mi ha detto che non era certo. Va buono, dai, vaffanculo, perché comunque vaffanculo ci sta sempre. Però, vabbè, insomma, dai, facciamo la prossima volta, tanto comunque di dirette insomma, ce ne saranno tante. Ecco, guarda qua cosa stanno combinando. Ti salutano tutti, ti mandano anche un po' a fanculo, però, perché guarda che bastardo. Guarda tutti quanti, Sutil che stronzo, mi disiscrivo, guarda tutte guarda che roba, veramente. Traditore, tutti contro Sutil, ragazzi. Cioè. No, comunque dai, a parte gli scherzi. Non è un problema, anche perché insomma Sutil qua non è. Qua siamo in una Royal Rumble, quindi facciamo anche brutta figura al buon Sutil. Che pensi Big Money vendo. Stanno insultando tutti Sutil. Ciao Amos, buona serata e mi raccomando, tromba tanto. Ciao bello. Sutil peggio dei terrori. Vabbè ragazzi, speravo, però era difficile perché comunque l'ho avvertito con solo un giorno neanche un giorno di anticipo. Dai, perdoniamo Sutil, dai, probabilmente starà trombando, ci sta. Ok, Sutil vento. Ah, Dio mio. Vabbè, siamo noni comunque, neanche ultimi, che bello. Io sto morendo, però è troppo caldo. Quello sono le 10:08 minuti. Mi saluti, ciao Mattia Lavarini. Ciao Michele. Sutil infame per te solo le lame. No, adesso ragazzi, per scherzo però, nel prossimo video, domani, di Sutil, sotto i commenti, hashtag Sutil ha tradito il Cume. No, se lo fate, giuro che vi regalo Sara per 10 minuti. No, lo dovete fare, cioè Sutil ha tradito il Cume. No, per scherzo, chiaramente, per scherzo, che Sutil è un grande, lo saluto, però lo dovete fare, hashtag Sutil ha tradito il Cume. Basta. Ciao Filippo, ciao Assalto, ciao Francesco, ciao Davide, ciao Flaviotto. E voglio fare ancora ad uno, ragazzi, se venite però a Venezia, perché io spostarmi, potrei Milano magari, però sarebbe bello farla a Venezia per bombare un po' di veneziane. Sutil vergognoso. Ok, allora ragazzi, dovete fare l'asta. Sutil, bravissimi, però non sotto questo video, ragazzi, sotto il video dovete invadere i video di Sutil. Mi raccomando, ragazzi, ci tengo perché deve soffrire quel porco di Sutil. Ciao Gaetano Ita. Che PC è il Cume? Un PC prestazionale quasi come il mio pacco. Più strane del mondo. Va bene ragazzi. Sutil, perfetto, mi raccomando, sì, però teneteveli per domani ragazzi, che è il primo video, tutti i video che volete di domani, fate quello che volete, ma bisogna, anche io lo faccio ragazzi, bisogna invadere la bacheca di Sutil ragazzi. Hashtag Sutil, ha tradito il Cume. Sutil mercenario. In quanti siamo? 2,45, mamma mia, ci sarà gente che probabilmente starà pensando che sono un ragazzo con seri problemi mentali, lo sono, allora non bisogna essere razzisti ragazzi. Comunque ragazzi ho intenzione di fare anche una diretta un po' diversa, ve lo dico già, sarà una diretta seria. Che devo spiegarvi alcune cose ragazzi. Vabbè, insomma vi spiegherò tutto comunque più avanti. Sutil percento. Sutil, scrivetelo dove cazzo che volete, però soprattutto nei video di domani ragazzi, voglio l'invasione barbarica. Infatti dopo cambio anche il titolo della diretta, non più aspettando Sutil, ma hashtag Sutil ha tradito il Cume, no, Sutil per ti voglio bene Sutil. Grazie ragazzi, grazie. Ragazzi, dopo questa gara facciamo entrare prima altra gente. Vai. Flash Simulator devo registrarlo dopo ragazzi.
Ragazzi, ma farla seria, comunque non ce la faccio a farla seria, ragazzi, online, non ho prestazioni online. Proviamo, io ci provo, faccio un giro, beh, attenzione ai morti in pista. Un po' di morti. E siamo secondi, ragazzi, ho già vinto la mia gara. Io l'ho già vinta, hashtag il come c'è. No, mi hanno ammazzato. Mi hanno già ammazzato, ragazzi. Non è colpa mia, Fio, stavolta non è colpa mia. Ma porca, ho già perché penalità? Vai. Forse è uscito qualcuno, Dai, dai. No! Mamma mia, cosa ho rischiato. Cosa ho rischiato lei con l'ammazzo, dai che ammazzo il Ducatista qua. Ah, Gladiator, signori. Ragazzi, abbiamo Russell Crowe. C'è Russell. C'è Russell Crowe pure. Bisogna battere il piccolo Russell. Sì, no, peccato. Speravo di passarla liscia, invece no. E invece no. Guarda, guarda, vari i pazzi. Mamma mia, bastardi, maledetti. Maledetti. Siamo in ottava posizione, non scappate, non scappate. Ciao amore mio. Ragazzi, quando il come si mette, però è un pro. Per ammazzare, ho frenato troppo. Oddio, cosa è successo? No, no, ma perché? No. Oddio, mi sento male. Mi sento male. Il cume come Iannone comunque. Ecco, perdi stronzo, molto bene. Dai Pippo Nicoletti, non ti arrabbiare con me, Pippo. Non essere cattivo nei miei confronti. Ok. Dovete aspettare il cume però, ragazzi, sennò finisce la bagarre. Ma alla fine tutta sta bagarre, poi loro se ne vanno, io sono qua a cazzeggiare. Mamma, qua mi salvo per miracolo. Il cume si salva, signori. Attenzione, c'è Urri. Urri però sta laggando come un porco, Urri. Lo vedo un po' scattoso. Vabbè, qua andiamo per campi. Farming Simulator Valentino The Game. Ah, Dio santo. Che cesso, che cesso. Che cesso, fioi. Che caldo, ragazzi. Sto sudando veramente come una cecoslovacca in calore. Urri non si fa prendere, Urri, purtroppo. Era qua, era qua. Niente, mamma mia, cosa abbiamo rischiato. Cosa abbiamo rischiato, ragazzi. Dai, cazzo, devo prenderlo, Urri. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, raga. No, lunghissimo qua, è lunghissimo. Come se devi speronarli, prima devi fare una curva giusta e dopo puoi permetterti di speronarlo. Non lo so. Qua ho vinto io. Qua ho vinto io. No, ha vinto lui. Scherzavo. 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 Allora, diciamo che non ha vinto nessuno. Niente. Catroia. Niente, non siamo riusciti a beccarlo, purtroppo. I primi 4, ragazzi. Ecco, adesso devo bannare i primi 4, ragazzi. Banned per i primi 4. Dove siete? I primi 4 bannati dal canale... Madonna, dai canali del Cume.
Ah, peccato. Qua niente da fare, se ne sono andati. Se ne sono andati. Sumo GP, fioi. Adesso cambiamo tutto, nel prossimo se facciamo un'altra sala d'attesa. Ok, dai che una chance, dai che una chance. Niente, ho sbagliato ancora. Eccoli qua, eccoli qua! No, cazzo! Aspettiamo. Vabbè, ci ha pensato lo stronzone qua a ammazzarmi. Bravissimi, mi hanno aspettato. Ma vai, vaffanculo, porca di quella mignotta. Dio santo. E devi vincere, cosa vinco? Cioè, guarda. Cioè, ma... No, devo cambiare assolutamente il titolo di questa diretta, però perché sembrano gare serie, gare online con gli iscritti, invece sono robe... Sono robe abbastanza imbarazzanti. Ma perché? Ah, ok, è morto anche lui, Cristo. Cioè, scusami. No! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Peccato. Peccato, ragazzi. Molto, molto male. Non c'è niente da fare. Mancano ancora 2 giri, ragazzi. Qua mi salvo. No, non mi salvo, non è vero. Non mi salvo, affanculo, va. Vai contro mano, non si può, penso, ragazzi. Non si può andare contro mano. Veramente sembra GTA, eh. Sembra proprio GTA, ragazzi. Ah, Dio santo. Vai, una bella. Vai, 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 vai. Molto bene. Ecco. Guarda, Pippo Nicoletti me lo godo, signori, ragazzi. Cioè, hashtag viva Pippo Nicoletti, perché il Pippo Nicoletti è veramente un mito. Viva Pippo, ragazzi. Viva Pippo. Me lo godo, Pippo Nicoletti. Niente. Eravamo troppo lenti, purtroppo. Ha sbagliato qua il ducatista. Veniamo un po' dritti. Ok. 13 secondi di penalità. Non ce la faccio più. No, per la prossima diretta sarà un attimo più seria, eh. Magari che ce la spariamo su NBA perché... Cioè, capito cazzeggiare, però... Viva le pippe, Nicola. E adesso facciamo un'altra cosa, ragazzi, adesso cambiamo. Adesso non si può fare una modalità online di un'altra cosa, tipo... drift, quelle stronzate là. Oh, mia bella Madonnina. Tanto la gara è finita, penso. Eccoli qua. No, perché sotto il ponte? Ma no. Non ve l'ho neanche visto, cazzo. Aspettiamo qualcuno. Chi c'è? Vediamo sto qua. Ok. Vai. Ecco, cado anche da solo, ma vaffa. Sì che si può, ok, adesso cambiamo, dai. Ciao De Maz. Come una gara seria. Dai, adesso cambiamo, ragazzi. Adesso gara seria, ragazzi, gara seria. Gara seria. Allora, saluta James, ciao James. Saluta Dilo, ciao Dilo. Cazzeggio time. Ok, finita, finalmente. Perfetto, bah, no, non ce la faccio più perché mi viene anche mal di testa. Allora. Cazzeggio time. Ma su Til purtroppo ha ricevuto un messaggio vocale. Mi ha risposto anche silenzio, sentiamo. Sentiamo. Ma come tromba tanto? Io sono una persona onesta.
brutta chiesa, non posso trombare, cioè dai. Vaffanculo. Lo so, ragazzi, sono una persona, sai caro mio Kume, sono una persona abbastanza disonesta, ti avevo detto che forse c'ero, molto probabilmente c'ero, ma poi alla fine non è andata così. Spero che comunque in altre live parteciperà, cioè spero di poter partecipare con tutto il corazon, fratello di corse. Sì, però Sottile alla fine tu sei proprio per i big money, cioè hashtag big money, comunque ci sarà una sorpresina per te domani, ma non ti voglio svelare niente, qua i miei comendiani pazzi sono pronti. Ciao bello. Ok, usciamo da qua, basta. No, perché? No, ma no, non ho coglioni, adesso esco ragazzi, cioè basta. Sottile ha paura del culo. No, non dislike ragazzi, no, solo degli hashtag scherzosi per farci una risata con il buon Sottile, no, che dislike. Meglio Tori o Sara? Beh, è dura questa, eh. Pensi solo... Possiamo uscire? Grazie. Ciao più. Allora. Cosa possiamo fare? Gara... Ma qua sono gara drift. Rally show. Monza Master Show. Cosa possiamo fare ragazzi? Come gara seria immagino già. Che ore sono? 10:30. Facciamo una gara un po' più lunga come giri, però dopo chiudiamo perché non ce la faccio più. Veramente sono stanchino, dopo comunque 8 ore di lavoro, caldo e tutto, con queste gare mi hanno un po' destabilizzato. Cosa facciamo però ragazzi? Master Show, ma non l'ho mai fatto però. E cos'è sto Master Show? Sì, è stato un po' di amicizie, sì ragazzi, avete ragione. Allora. Richieste amico. Ammazza, oh. Niente. Cosa possiamo fare ragazzi? Adesso faremo l'ultima gara di oggi. Master Show. Vabbè, ho capito, ma come si fa? Per me è il range. Sì, la prossima sarà una live su NBA più seria, ve lo dico già perché... Ciao tutto sport. Ok, la Master Show niente. Ah, flat track americana, giusto? Come dov'è però? Questa mi piace, se arriverò subito ultimo, però... Ma c'è quella americana o no? È questa? Allora, crea partita. Infatti, Sara, fai prima. Lo so, Pippo Nicoletti, lo so, il mio Pippo, me lo godo il mio Pippo. Allora, facciamo libero. Cambio libero. Facciamo 10 giri, chiudiamo qua, qualifica no. Circuito. Aspetta un attimo, devo capire dove siamo. Come si fa, ragazzi? Sì, F1 ragazzi, sì, mi stavo anche allenando tanto a Formula 1 perché voglio portare una qualcosa di buono. È questo ragazzi? No, allora. Ok. Devo andare qua? Allora, crea partita, flat track. Libero, 10 giri. Ciao Make. Ti stimo più... Fai voto e vota l'ovale. Allora, ok. Difficoltà, vabbè, tanto se ne frega. Collisioni. Vabbè, mettiamo sì. O no? No, facciamo sì, dai. Danni pesanti, partita privata. Ok. Password. Come password mettiamo... Sutil... Porco. Sutil... Ti voglio bene, Sutil. Ciao Flavio. Ai. Ultima gara per oggi, ragazzi. Entrate voi, ragazzi. Chi entra. Aiuti molto, però...
Cosa mettiamo? Perché questo qua l'ho fatto solo una volta, cazzo. Mettiamo Pro, dai, cioè, per cortesia, come, dai. Se cadi godo, lo so, Pippo Nicoletti, lo so. Me lo godo il Pippo. Ciao Nico Sotja. No, no, ragazzi, perché però non hashtag troppo offensivi, ragazzi, perché il nostro Sutil, se lo godiamo il nostro Sutil. Vediamo se mi ha scritto ancora. Sì, forse sì, sentiamo Sutil. No, mi ha scritto no, ok, si sta già preoccupando Sutil. Vabbè, lasciamolo trombare, dai, anche lui divertirci. Non posso trombare solo io. Ciao Emanuele. Ciao Mattia Casetta. Ciao Antic TV. Ok, dai. Vediamo chi entra, chi non entra. Sì, sì, ragazzi, Formula 1 è un progetto molto ambizioso in Formula 1. Speriamo bene. Come mi chiamo online? Comenda V88 mi chiamo. Sei scritto comunque anche qua. Ciao Vittorio Benoni. Ti tiro una scarpa. Pippo Nicoletti Parco Sud. Ah, il Pippo Nicoletti fece. Me lo godo il Pippo Nicoletti. Siamo tutti un po' porchi. Comunque, ragazzi, ripeto, ci sarà anche una diretta un attimo più seria. Una diretta un po' più seria. Aspetta, Big Grug. E niente, ragazzi, dai, ci sta anche un po' di cazzeggio. Cioè, ci sta anche il cazzeggio. Ne mancano due. Ciao, Luke 2001. Anche una live su Pro Cycling, sì che live insomma, ce la caviamo anche meglio, che in realtà, raga, diciamo l'offline va bene, l'online così è normale, che almeno io, ecco, non riesco a giocare online sto gioco, ve lo dico proprio standard, c'è gente che mette standard però. Sono famoso, sì, Pippo Nicoletti è famoso, signori. Quando c'è il Q grande. Sì, ragazzi, diciamo che la serietà me la lascio un po' alle spalle quando sono con voi in diretta. Abbastanza. Come ti amo anch'io, Simo. La serie con Sutil, la CF1 2015 mi ha deluso in maniera scandalosa. Sì, sì, lo prendo per PlayStation 4, Formula 1, e anche là ci saranno delle dirette. Come live su YouPorn, quello devo aspettare qua che c'ho una ragazzetta tra le mani, se va bene, facciamo tutto. Come ma la Padula me lo godo, ma solo se arrivano altri 7 giocatori. Vi ringrazio ragazzi, vi state divertendo, ripeto, posso capire se qualcuno magari che è iscritto al mio canale ma non mi segue tanto, sente queste dirette e dice ma sto qua è proprio un deficiente. E invece io penso che se prendiamo la cosa con un po' di leggerezza e ci divertiamo è molto meglio. Come escilo? Chi vince il prossimo scudetto? La Juve, ragazzi. La Juve penso che vincerà i prossimi 15 scudetti. Cioè. Ciao Nicolò Fatone. Ok. Dov'è l'ovale? Ma quale cazzo è il livello? Qual è? Cosa devo votare, cazzo? Qua votano tutti quanti a caso. Vabbè. Non ho capito una sega, però va bene. Non ci ho capito una sega. Ciao Ale0401. Vabbè, non ho capito cosa ho selezionato. Vabbè. Cume ignorante, sì ragazzi. Un cume ignorante per gare ignoranti. Ma non è gara americana. Grande tutto sport. Bravissimo Stank, tutto ignorante, Fioi. La serietà me la lascio per il mio lavoro, sinceramente. Tifo Milan, purtroppo. Vabbè, sì, ma ragazzi, non riesco a giocare seriamente. Il vincitore di Assen è Peppa Pig. Pippo Nicoletti. Come ma va, allora non posso, non so come, vabbè, ma alla fine ci sta anche il Pippo Nicoletti, se no senza un Pippo, cioè, dove c'è Pippo c'è casa, signori. Come prendi il triciclo? Eh sì. Ma no, queste gare non so fare, cioè vabbè.
Pronostico per Italia-Spagna, non voglio dire niente perché sono teso. Cos'è? Perché sono ma cosa ho messo le qualifiche? Ah no, sono primo. Ma perché? Guarda già che mi ammazzano. Guarda già che mi ammazzano. Dov'è la pista? No! Ho già sbagliato. Ma puttana merda, ma no. Ma che fail comendiano, ma Cristo di un dio. Ve l'ho fatta solo una volta sta gara, però vabbè. Va bene. No, ho fatto 10 giri qua. No, non li reggo. No, adesso ho capito. No, Fioi. No, Fioi. No, no, ho fatto 10 giri qua nella gara che odio di più al mondo. Ma no, Fioi. Io odio sta corsa. L'ho fatta una volta da solo. Mi fa cagare i morti proprio. Ma guarda questo, ecco. Ma questo è morto solo per la scarpata. Ma no, no, Fiori, no, no. Adesso faccio il quit, su quitto, ragazzi. No, non possiamo fare 10 giri qua, ragazzi. Adesso cerco di ammazzare uno e quitto. No, no, proprio non mi piace. No, no, Fiori si quitta. Si quitta, Fiori. No, 10 giri qua non li faccio. Ragazzi, come cazzo si fa a fare l'ovale? Adesso non vado avanti finché non mi spiegate come si fa l'ovale. Adesso aspetto, commenti un attimo seri per capire come si fa. Come quita? Sì, sì, quito, me ne frego, me ne frego. Sei più lento di Tiago Bot. Dopo l'accetto, ragazzi, vorrei capire come si fa, se no faccio una gara a caso e finiamo qua, raga, Il cume studiato. Cosa vuol dire cume studiato, Lorenzo Martullo? Solo range e misero. Non si può online. È la quarta opzione. Volevo provare a farla. Misano, vabbè, adesso vediamo. Ora crea partita. Allora. No, però ho sbagliato. No, gara drift anche no. Allora, vai. Facciamo no, però 5 giri, qualifica no, voto. Realistica, collisioni sì, danni pesanti, partita privata. Hashtag Peppa Pig. Peppa Pig. Buono. Il cume brucia. Non c'è. Come non c'è l'ovale? Ma Fiori, ma perché? No, vale. Sto morendo. Non c'è l'ovale online. Era vaffanculo. Ora facciamo un'ultima gara. Un'ultima gara. Crea partita. MotoGP, 4 tempi, fisica libero, giri 3, qualifica no, e chiudiamo qua ragazzi perché sono molto deluso che voto collisioni sì, pesanti, consumo gomme no, privata. Password Peppa Pig, no, ho detto che non c'era, no, adesso non riavvio più ragazzi, no, perché, cioè, mi detto 50 cose. Allora, ok. Opzioni. Tutto così. Vabbè, io vi aspetto. Come di ovale ne conosci solo uno, eh sì. E finiamo qua, ragazzi. Sì, lo voglio fare con i big money. Sì, la Sara è la Beatrice dantesca del cume, assolutamente. Ah, se no, la scegliamo. Non so. Non lo so, ragazzi.
La password non me la ricordo neanche più, a Peppa Pig forse, non mi ricordo neanche la password. Ciao Matteo Salerno. No ragazzi, ce l'ho il volante, però su PC, ma sì, lo voglio usare il volante anche su PlayStation. De Mazza, facciamo un video insieme, porno. King Momor, signori. Categoria porno YouTube preferita, Paul Heyman category. Mugello, dai, facciamo. Visto che c'è Assen, ci spariamo Assen, dai, tutti ad Assen. Non su YouTube, no, solo su YouPorn, mi dispiace. Ciao Alessandro Bini. Vivo con mia mamma adesso perché, come sapete, insomma, e lo sapete del supporto che avete dato, anche queste dirette per me sono importanti per straviarmi un po'. Purtroppo papà, insomma, è andato, come si dice, a divertirsi su dal grande burattinaio, probabilmente deve fare il bomber anche in cielo, mio papà. Ci vediamo su Brothers, ok. Ciao Surreal Tony. Ciao Davide migliore. Ti depili? No, il culo mi depilo. Testa alta, cosa vuoi che facciamo a testa alta? Ciao Luca Falzetti. Sono un uomo finito, cazzo, dopo 2 ore di live, quello che è, sono distrutto. Non ho più il fisico ormai. Ciao Luca Falzetti. Ah sì, ho già salutato. Pensa a te, mi sono appena dimenticato che ho salutato Luca Falzetti. Ciao Francesco Castello. Ciao Stank, ciao Emiliano. Un video porno con Sara, magari. La gente non entra più, ragazzi. La gente si è stufata anche di entrare. Comunque siamo in 240. Oh. Intanto sentiamo un po' di richieste. Devo cambiare però il titolo a sta diretta perché cioè, veramente è inaccettabile. Ciao Nicola Quacquarelli. Antonio Grande, entra Antonio, dai. E più spesso queste dirette, ragazzi, non è facile perché ho una. Me lo brucio, purtroppo. Ciao Ender Game. Non è facile, ragazzi, sono già stanchissimo dopo 8 ore di lavoro. Distruggi la casa di Sutil, sto pensando. Ragazzi, ricordatevi domani video sotto i video del buon Sutil, solo domani. Hashtag Sutil ha tradito il cume. Chiaramente si fa per scherzare, chiaramente Sutil è un amico, bravo ragazzo. Diciamo che lo voglio scusare perché secondo me è Cremona per trombare con la Mona. Cioè, Cremona, Mona, ci sta. Ciao Daniele, da un tuono. No, io non trombo minorenni, ragazzi, assolutamente. Non mi permetterei mai. Ma non è piena, ragazzi, ne manca uno. No, ragazzi, per oggi non entro nel party, nella prossima ci spariamo qualcosa di più serio, magari su NBA andiamo di party. Perché comunque su MotoGP devo giocarmelo anche tranquillo offline, perché sennò dopo tutte le belle prestazioni che faccio offline sono cancellate da queste prestazioni da commendone pazzo. Sì, me la pompo, Sara. Ciao Riccardo Verdi, ciao Mattia Puddu. Fumi no, mai fumato neanche un tiro di sigaretta e sono anche astemio perché assolutamente voglio prestazioni sessuali importanti, quindi ne bevo e non fumo, ragazzi. Se volete trombare bene, non fumate, non bevete, ragazzi. Non volo sui VAO perché non sono ancora pronto. Sì, ragazzi, io però parto perché anche se ne manca uno, cioè. Ciao Emanuele Compagno. Ciao Giuseppe Montemarano. Ragazzi, entriamo perché sono rotto il cazzo. Ciao Lorenzo Armini. Assen. Dov'è? Eccolo qua. No, Laguna Seca. E tutti vogliono fare il cavacazzi, no? Il famoso cavacazzi del Cume. Ma cosa cambia? Perché ho scelto quella? Cosa cambia? Boh, vabbè. Cume io sto cagando anch'io, vecchio.
Ragazzi, non c'è solo bere e fumare, eh. Nicolas Valenzano bestemmia, non bestemmiare, Nicolas, che ti vogliamo tutti bene. Ciao Paolo del Prete. Luca Falzetti mi dà lezioni di volo, in realtà vuole trombarmi Luca Falzetti, eh. Io ho paura. No, eccola qua, Fiore. Ma non c'è... No, no, con scritta Biagi anche Nova Cammel, non c'è... no, perché non possono. Cazzo, era troppo bella con Cammel. Era Team, piuttosto. Mi gasava sta moto, anche se è strana, non so il perché. Come ti amo, anch'io tutto sport. Grazie Giuseppe, ok, ti voglio bene, mi saluti, ciao Toro Mannaro. Ciao Davide Piccolo. Ah, il vecchio Assen, ok. Me lo godo il Falzetti. Come ti amo anch'io, vecchio. Mosconi live. Ciao Gabriel Danese e Francesco Di Lorenzo. Ciao ragazzi, Sutil purtroppo sta trombando con qualcuno. Hai ragione, micro. Ciao Giochino Gambino. Moto della kick. No ragazzi, io non ho neanche la patente. Io non ho né la patente né un cazzo. Una live su Payday. Vabbè ragazzi. Si può fare tutto ai sonno. No, sono un po' stanco però devo dire, dopo tutta questa giornata. Chi lo vince l'europeo da 3 mesi che ho sparato Francia per vari motivi. Ciao Simone Mazzocchetti, viva il cinghiale. No ragazzi, su Zil non può trombare Sara perché vuole solo il Cume ragazzi. Il Cume è doc di origine controllata, denominazione di origine controllata. Ciao Mattia, ciao Mattia. Ah sì, Paolo Ambrosi e Mattia. Sta per uscire Payday 3, mi fa piacere. Saloma, però grande Salom, un saluto ancora a Salom, porca di quella puttana. Gara seria mi raccomando, ma dove? Ma dove seria? Vai. Guarda che no, no, non è colpa mia ragazzi, ma cosa è successo? Oddio, oddio il The Crazy. Guarda che no, ma sono malato, no? Anche la gente che gioca con me, ma io sarò anche un pazzo, però. Niente, comunque devo dire ragazzi, io vedo delle differenze online, adesso seriamente un attimo. Sento la moto più scattosa. Ho paura sia lag, spero non sia lag, perché non capisco, cazzo, una fibra 30 mega. Cioè, la sento instabile, non capisco. Mamma mia. Mamma, sì, però. Altra gara ignorante, non c'è niente da... No, mi sto cagando in braghe. Mamma mia. Il The Crazy, signori, il The Crazy. Andiamo pianino, andiamo tranquilli, cerchiamo di finire la gara. L'obiettivo è finire la gara oggi. L'obiettivo è finirla. Guarda il porco di Fra. La sento diverso, non c'è niente da fare, non me lo toglie dalla testa nessuno sta cosa, No, ma come cazzo l'ho presa la mia curva anche quella? Niente, proprio non prende neanche le mie curve. Cioè dai, adesso mi sembra un po' ridicolo, insomma. Niente, stiamo galleggiando in posizioni ridicole proprio. Qua andiamo lunghi. Beh, cerchiamo di tenere, almeno che adesso mi buttano fuori, lo so. Ho un po' paura, Allora, che certi giochi, chiaramente ho degli iscritti che giocano meglio di me, assolutamente, anche perché sono assolutamente un pro. Però ho questa sensazione, ragazzi, devo un attimo provare a giocare online anche da solo. Voglio capire. Farò anche un video, voglio fare anche un video su questo, un video adesso, no, cioè, guarda sta curva, la prendo sempre, guarda questo è sto qua è un pazzo. Cioè, certe cose non mi convincono proprio. Ce la sento proprio scattosa, non so come spiegarlo. E non c'entra niente che vado di Moto 3 perché ragazzi ho fatto anche le cose di Valentino. Io posso capire che la gente va più veloce, però sbagliare le mie curve mi sembra un po' strana la cosa, vabbè. Si vede che è proprio l'ansia della prestazione a sto punto, cioè se non è... Guarda qua ancora.
Frenato troppo presto. Vabbè, dai. Pensiamo alla figa che è meglio. Qua andiamo lunghi. Lunghissimi qua, lunghissimi. Cerchiamo di finirla almeno, è l'obiettivo. No, 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 ma vaffanculo, no, no, stavolta la finisco la gara, non me ne frega. Fotte sega. La voglio finire, cazzo, nessuno mi può impedire di finire questa gara, nessuno. Sì, qua andiamo dritti, va bene, andiamo per campi, vabbè, tanto ormai è così, dai. In diretta è così, come, accettalo e non rompere i coglioni. Parliamo in terza persona poi che anche me, è anche più positiva la cosa. Ma perché viene fuori sta roba che mi dà un fastidio poi? Vara il porco, vara il porco. E questo? Sapevo io. Male, molto male comunque. Devo allenarmi online. Secondo me cambia qualcosa. Basta. Il cupolotto è contro il cume. Non sto leggendo neanche i messaggi, scusate ragazzi, ma sono concentrato nel finire almeno sta cazzo di gara. Perché almeno finirne una, serve già qualcosa, serve già una soddisfazione. Ecco. No, no. Che sto figlio di... Ah, Andri. Vara, che stronzi. Maledetti. Maledetti, raga. Ho paura, c'è il bagarotto adesso. E qua faccio il sorpasso della vita. E qua lo faccio. Ve lo voglio regalare il sorpasso della vita. Ve lo regalo adesso. No, qua vado a tagliare altro che il sorpasso della vita. Vabbè, niente, settimo posto, non lo so. Almeno la finisco però. Dai, finita, vaffanculo. Ok, come siamo arrivati ottavi? Madonna, tutti in penalità. Grande Leo Spiss, molto bravo. C'è perfino il computer mi sta... Vabbè. Buono ragazzi, dai, questa diretta è ignorantissima e si conclude qua. No, settimo forse, non capisco, le classifiche cambiano. No, a me sembra ragazzi che online col mio pilota ho dei problemi. Allora, sai che forse ho capito il problema? Ho capito qual è il problema forse. Cioè io sono con le abilità del pilota. Teoricamente sono con le mie abilità. Però sono ancora scarso forse. Quindi non è pronto per guidare la MotoGP. Oh, adesso mi sono fatto un flash. Ma forse è questo il problema. Spiegatemi. Perché forse è questo ragazzi. Forse è questo il problema. Che il pilota è ancora scarso per guidare in MotoGP. Spero in commenti positivi. Non diventa una cagata. Vabbè, tanto qua chiudiamo tutto. No, basta ragazzi, sono finito ragazzi, sono finito. Il problema è sottile. Mi saluti, ciao Federico Curvato. Sicume. Può essere quello forse. A sto punto può essere quello, quindi godetevela in questa prima diretta online. Poi dopo quando arrivo con la carriera in MotoGP vi spacco il culo a tutti. Anche secondo me è questo, sì, infatti. Sì, può essere. Questo qua ragazzi è il problema. Praticamente il pilota è ancora scarso e non riesce a tenere le moto super prestazionali qua della MotoGP. Devo trombare di più, concordo. Sono un po' in crisi d'astinenza di qualche ora. Ciao Gabri Cesa. Ciao Chris Benoit. Ciao Cino Secco, complimenti a te. Buono ragazzi, dai. Abbiamo capito anche forse quali sono i problemi. Qui dovremmo anche valutare con Sutil come fare, perché se la possiamo diversi di abilità forse è meglio usare piloti reali. Anche con Mito. Sarà tirata la resistenza fisica, sì. Ragazzi, vi saluto tutti come l'altra volta. Tutte scuse. Sì. Concordo, sì, sono anche scuse. Ragazzi, vi saluto tutti quanti come l'altra volta, perché salutarvi tutti è veramente impossibile. Siete stati splendidi anche oggi. Prossima diretta penso su NBA, comunque sarà una diretta seria, quindi meno cazzeggio. Ci sarà sempre il cazzeggio, ma in maniera più contenuta. E su NBA andiamo col mio personaggio, quindi ritorniamo col Kuma, che siamo alla seconda stagione, la terza stagione dopo la grande vittoria dell'anello. Ragazzi, un saluto a tutti, siete meravigliosi. Non voglio salutare nessuno, poi mi dimentico qualcuno, ma qualcuno ci rimane male o si incazza, quindi preferisco fare un saluto totale.
E niente, un saluto al Comendone veneziano, grazie ancora veramente, perché di venerdì essere qua in 200 e passa non è facile. E niente Fioi, un saluto dal Comendone veneziano e la prossima diretta su Telegram, ragazzi, seguite Telegram così Comenda veneziano mi trovate, comunque qualcuno, cioè è impossibile non trovare il Cume su Telegram perché ci sono solo io uscito con quella scritta e potete sapere quando c'è le dirette comendiane. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Grazie per la diletta meravigliosa. Ciao, buonanotte. Mi raccomando, trombate tanto.